Una bella famiglia. Una bella famiglia, una famiglia unita. Però io lo dico perché da casa mi stanno seguendo mia mamma e mio padre. Io penso che sono una figlia esemplare. Adesso userò tutta la presunzione di questo mondo. Voglio esserlo, perché veramente credo che sono una figlia esemplare. Sono una figlia che non dà problemi. Sono una figlia che a 26 anni sta ancora a sentire il padre, la madre, che rispetta le regole, che ha la ritirata, che non va a fare un viaggio. Ancora la ritirata, Emiliana? Sì, lo dico perché mi stanno seguendo. Vero, mamma mia. Sono una persona... fiera soprattutto. Oddio, relativamente ne vado fiera, perché penso che poi gli anni migliori sono quelli che stanno passando, perché quello che non si fa adesso non si può dire che si fa una volta, insomma, sposata. Ci sono delle cose... Cantone, più elastico. Dai, papi. No, ma lo sai che cos'è? Che stanno venendo i marremoti, i terremoti, non si riesce più a tsunami, capire. Uno Katrina. deve vivere, Emiliana, da scendere dell'otto. No, lo sai che... Ma io lo dico perché la colpa non è loro, la colpa è mia, perché sono una persona molto rispettosa, perché non è che se per esempio uno trasgredisce e dice vorrei non mi dire proprio, non è che si cancella l'amore di una figlia o si cancella la mia carriera, quindi significa che il problema sono io ad essere molto rispettosa. Cioè, se papà dice a Emiliana devi fare questo, tu fai questo, sì, e non commenti. Cazzo a fare, ma non gli pizzico. Per Emiliana, mo quanti anni hai? 26, 26. ha detto prima. Stiamo a sentire a me. Sì. A papà e mamma mi sta a sentire. Logicamente i genitori danno sempre consigli buoni ai figli. Certo. Perché anche mamma però sua il molto andare di amore, mattina che rimane in mattina a faticare. Il molto amore fa diventare egoisti. Io che faccio? I mariti di stamattina. Poi ma io stessa a faticare. E va con lo stesso a faticare perché logicamente l'età, bravo, io ho 30 anni. Però logicamente io scendo che ne saccio si rimane. Non è detto che abbiamo per forza 8 anni a 90 anni. Fai sicuro che domani mattina mi succede qualcosa che faccio. Di qua però si sapeva. Negli anni passati scendevo, mi va a divertire, ma ritirava tardi e cose. Invece lo faccio oggi. Se mi succede qualcosa, vabbè, però mi sono divertito. In quel poco mi sono divertito. Vabbè, io ho sempre dedicato la vita agli altri, alla musica, perché la musica si è presa la mia vita. È il tuo amore? Sì. E poi alla famiglia, perché di conseguenza, sì, è vero, io ho fatto le cose per il canto, ma le cose che ho deciso per il canto le ho deciso comunque con la mia famiglia, perché non ho mai fatto niente di mia spontanea volontà. Io ho fatto sempre bene perché comunque... ecco, mio padre ha avuto ragione, perché sicuramente è molto meglio essere seguita da un padre che vuole il tuo bene piuttosto che da un altro. Bravo. Però a volte dico che il molto amore o la troppa bontà fa trascendere da quelle che sono poi delle cose che vanno fatte per forza, capito con me? Ho capito. Comunque l'hai fatto un po' per tutti. Sì, saluto Diretta. mia mamma e mio padre. Prendiamo la prossima diretta. Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Qui con noi Emiliana Cantone. Pronto, buongiorno, sono Anna da Giuliano. Ciao Anna, Anna. buongiorno. Ho chiamato stamattina, non so se vi ricordate. Sì, è vero. Sì, ci ricordiamo. Saluto Emiliana, sei bravissima. Ciao, E per Anna. quanto riguarda il discorso di prima, Sì. Emiliana, purtroppo tu da lì non puoi vedermi, io ti ho fatto un applauso, penso che mi ha sentito tutto il viale. Sì. Per quanto riguarda il discorso di prima, cantanti, per non cantanti, Che ti piace, che non ti piace. Perché veramente, oggi signore sei stata bravissima e non ti devi ricordare di niente. No. E ignorante diventa al contrario. Brava. Ti ringrazio. Grazie tesoro, io non lo sapevo che avevi chiamato prima. No, prima ha chiamato Sì, qui in sì, diretta stamattina. Mi fa piacere, quindi mi segui? Sì, no, io ti seguo da piccola, da quando, proprio vedendo l'età, ti seguo da tanto tempo. Il tuo primo video l'hai fatto una strage e io lavoravo là. Quale? 6 anni fa. Sulla spiaggia hai detto? Era all'Icola. Forse qualche lido che È facile, sì. Era sulla strada, comunque tu l'avevi fatto, io ti ascoltavo che Ah, il video, ha girato un video lì. non mi ricordo. A me visto sta ragazza una voce incredibile. Grazie, allora, hai visto lungo. E 6 anni fa. Comunque veramente, e per quanto riguarda il discorso anche di prima, dell'età, io ho 30 anni e non me ne vergogno. Fino a 2 anni fa mia mamma non mi faceva uscire, perché comunque si sentono tutte queste brutte cose, e sono fiera che oggi 30 anni sono sposata, una bambina sotto come Dio comanda. Quindi non sicuramente. devo vergognare che a 20 anni stiamo ancora a casa, a 26, perché non è così. Certo, no, però Perché oggi... è una buona educazione. Sì, sicuramente, Sicura, però, però. oggigiorno in questo mondo di deve Matteo, vivere veramente. anche un po'. No, lo sai che cos'è? Che però siccome oggi il divertimento, la trasgressione è all'ordine del giorno e ci ritrovi di tutto e di più, cioè per magari secondo casa mia i guai succedono molto di più la notte rispetto alla mattina, che può essere vero, però voglio dire un sacco di volte io stavo morendo, non so come stavo in capo, non sto scherzando.
per una storta, una caduta esagerata. Quindi se deve succedere una cosa, succede. È anche vero che dei genitori ti tutelano per l'educazione e tutto quanto, però è anche vero che se una figlia nasce sbagliata e vuoi fare cose sbagliate, a fare pure stasera con gli urni che le fanno un fanno. Non può diminuire quadrato. Brava. Tu invece adesso sei felicemente sposata, giusto? No, per questo dico, oggigiorno io parlando anche con le amiche, quando io avevo 16 anni, mamma non ti fa mai uscire, e loro a 16 anni andavano a ballare, dice mamma mi beati loro. Oggigiorno dico no, beati me. Sicuramente. Io sono uscito, ho studiato, mi sono diplomata e ho lavorato e poi consiglio tutto, cioè come le cose vanno fatte, ma che da 10 anni a 12 anni per sci, capiti con quello poi è successo un guaio, no, tu c'era dove e mi ha detto fallo figlia. No, condivido molto. No, perché magari ecco, uno per me smette a minigone, uno cioè, sa, pure che è obbligato. No, nel senso che quando i fatti succedono. Per dire troppe libertà, non si dà libertà. No, questo è vero, troppa libertà, però no che uno comunque perché a mezzanotte lui non si sa da ritirare. No, Enzo, però lo sai che cos'è? Uno veramente, oggigiorno non è il fatto di dire della ritirata, è la mentalità che è sbagliata. Sai perché? Anche per esempio nelle coppie, lo dico, io sono felicemente fidanzata. Però mi rendo conto che ho molta paura. Perché? Perché oggi mi rendo conto che non c'è sacrificio in una coppia. Oggi se non vai d'accordo dici ma come ne fotto, mi trovo un altro. Però è brutto. Invece io ovviamente fin quando sono innamorata, e perché sono innamorata, io tendo molto a sacrificarmi, e anche voglio dire il mio fidanzato, e penso e mi auguro e spero che le coppie da casa lo facciano. Perché oggi, soprattutto quando si è sposati, c'è un clima di sacrificio, di pesantezza, perché poi tanti anni insieme perdi tante cose. Però perché? Perché oggigiorno è vero che io dico sempre che la colpa è di chi ha il guaio, nel senso, se io sono sposato e tu ti ritrovi un'altra navagliungella, sì, quando è la guagliungella che non ha visto che è fidanzata, che è sposato e tutto quanto, però la colpa è sempre di chi ha il problema a casa. Non me ne vogliano, perché che sono femminista e dice sì, però intanto quella se a 20 anni si faceva i fatti suoi e calcolava che aveva i figli a casa e una moglie, non faceva la stronza. Sì, ma se tuo marito aveva rispetto per te e per i tuoi figli, la stronza rimaneva da sola. Quindi vabbè, sono discorsi molto grandi da letto, qui sono venuta a fare la cantante della chiesa. Grazie per la telefonata tesoro. Buona giornata ancora. Mi date una canzone per favore? Sì, perché non me l'avete dedicata. La prossima mia, se ti fa piacere. Ok, grazie. Ciao. E ancora auguri Emiliana. Grazie tesoro. Ciao. Grazie. Posso fare dei saluti che mi hanno inviato su vai. Facebook? Mentre la regia mi manda la prossima foto di Emiliana Cantone. Nel frattempo vediamo dopo la foto. Papà Cantone e mamma, vediamo la prossima foto. Era 50 anni di mamma. Allora, più angelo o più diavolo, Emiliana? Oggi sono proprio un angelo. In questa foto più diavolo, però devo dire, l'espressione, sì, il modo di questa fare, era una molto dark. Sono mia, qua ero delusa. Cioè perché io sapevo, e perché ho voluto far vedere la delusione, perché il disco si chiamava Sono Mia, e siccome Sono Mia è un manifesto femminista, tu hai visto quante persone si sono tatuate Sono Mia? Ma esagerato. Tu hai visto, se provi a vedere su Instagram l'hashtag Sono Mia, quante foto ci sono che non sono mie? Che bella la canzone, fa Sono mia, non mi sparta no, non mi spoglio per non, invece io mi spoglio per un'ora e poi vado via, così a chat buonanotte, chi si è visto, che hanno questi problemi di fidanzarsi. Passiamo subito alla prossima foto, perché questa è la cosa che mi interessa di più. Regia, prego, con la prossima foto di Emiliana Cantone è il suo... Regia, ci siamo con la prossima foto? È il suo ragazzo Enzo. Ma non sembra, ma che belli! Non sembra Emiliana, Enzo. No, qua mi fa stilnetta, truccatrice, parrucchiera, visagista. Emiliana davvero non sembra insubita. Parliamo di questa storia. Perché tra tante foto hai preso questa? Perché non ti piace? No, non mi piaccio io. No, invece mi piace, io questa l'ho presa perché mi piace. Grazie. Parliamo di questa storia. Come è nata questa storia d'amore? Dove hai incontrato Enzo? Allora, io dicevo sempre prima di fidanzarmi, perché comunque hai avuto già una storia molto lunga e molto importante, che è passata, ciao, non parliamo della vecchia, parliamo della nuova. Poi sono stata tanti anni da sola. Sì. E in questi tanti anni da sola
io mi sono sempre più chiusa a riccio. Non hai mai incontrato nessuno, anche una settimana, dici no, nel senso ho avuto un sacco di corteggiatori, perché voglio dire è normale, soprattutto ecco quando fai un mestiere che sei in vista, ecco, conosci tante persone, ancora oggi. Però io anche quando potevo avere la possibilità di conoscere persone, perché tu se non conosci persone non puoi decretare quello che è giusto per te, però sono sempre stata selettiva, perché io mi rendo conto che il problema lo tengo in capo al di fuori, cioè mia mamma e mio padre me l'hanno fatto credere a così assai, come problema in capo lo tengo come problema sono io, per cui sono stata sempre molto selettiva, sempre molto attenta, ansiosa, ma fa vedere oppure chi è, perché che ne so, mi corteggia perché io sono Emiliana Cantone, perché molte persone. E com'è nato questo amore con Enzo? E dicevo sempre, secondo me, io più buono con una persona, solo mio padre me l'ha da far conoscere. Oddio. Benedizione dal cielo, io ho conosciuto il mio fidanzato grazie a mio padre. Ah, sì, è come? Sì, perché è successo che io stavo facendo a casa. Sempre papà Cantone, sempre papà Cantone. No, però non mica me l'ha proposto, figurati mio padre mi propone. Come fanno un'altra parte del mondo, l'altra parte del mondo che fanno? Prendono un uomo e dicono c'è una figa di sposato. No, non sia mai, che mio papà me le va a uccidere dopo alla fine. Stai parlando della gente importante del regine del re. Capite, niente, manca la principessa. Insomma, no, è successo che mio padre stavamo facendo casa, lui ha comprato del materiale edile e lui faceva il ragioniere in questa ditta edile. Volta a te, mio padre ebbe una telefonata che si diceva no, mia figlia non può, sta con la Zeus, casa discografica, il mio fidanzato che non ascoltava, perché a me è molto documentato, non ascoltava musica napoletana, l'unica cantante che ascoltava, che stimava e che gli piaceva anche fisicamente ero io. Allora quando lui aveva sentito sto fatto, comunque parlando, volta a te, fatela venire a scegliere i pavimenti, sono chiusi là e non me la giudico più. E vado a attendere i pavimenti. No, ma che poi è nata dopo, però Galeotto è stato mio padre, hai visto? Ma è stato un colpo di fulmine, Emiliano? No, lui mi ha fatto un corteggiamento spietato, perché riceve chi si danno trucco, arrosto trucco, chi si bella e buona meno. E come ti ha corteggiato con le rose, messaggi? Enzo è un romanticone, poi veramente è un bravissimo ragazzo, Emiliana. Sì. È simpatico perché a me cosa è simpatia. Però è un perché lo sai, a volte pure che sono le mogli dei cantanti si credono loro i protagonisti. Smettono tutti i capelli. Oddio, il mio fidanzato vanno fare sicuramente il mio fidanzato non è un tipo riservato che vuole stare in disparte, anzi può stare a mezzo, aperto, sì. perché vuole stare là, dice sì, per l'amor di Dio, è stato padre o tuo fratello, però io voglio stare, voglio vedere, perché molte persone possono mancarti di rispetto anche se è stato padre. Allora lui mi sta proprio addosso. E il matrimonio lo vedi lontano? No, lo vedo molto vicino. Wow. Sì. Molto. Cioè, c'è già qualche preparativo, qualche No, ci sono le intenzioni. Allora, amore a lungo si mangia nei cani, è un detto. Bravo, poi è anche vero che una persona non si finisce mai di conoscerla e di imparare. Sì. Perché quando i matrimoni dopo 10 anni poi si sposano dopo un mese, 2 mesi. Enzo, io lo dico solo in virtù perché veramente sono innamorata e mi rendo conto che anche il mio fidanzato è innamorato, quindi si possono fare i progetti. Perché se io penso che litighiamo, perché anche io litigo molto e non andiamo d'accordo su molte cose, allora se tu dici questo, allora tu non vai d'accordo, non ti sposare, ma io sono innamorata, quindi meglio litigare con lui che conoscere qualsiasi altra persona. Allora il matrimonio non è molto lontano. No. Poi quando lo Emiliana Cantone si sposi, va là con una macchina fotografica e prendiamo tutti i dettagli del vestito, della cerimonia, ma io l'ho detto veramente, ho detto che me lo porto con me e gli faccio fare Enzo Miccio, lo sapete? Enzo Miccio, chi lo fa? No, perché perché a volte è importante, Mila, perché stanno certi loro che comunque si credono di essere importanti e belli, perché ho visto tramite Facebook qualcuno che si è sposato, tante persone si sono sposate, però a volte forse è bello il vestito ma l'acconciatura è sbagliata, perché a volte anche se metti un bel vestito e poi il trucco e l'acconciatura è sbagliata, a dove va? Comunque in fotografie si vede frangetti, capilla annulato, cose non è che a me. Comunque passiamo. Io direi di ascoltare una prossima canzone, poi dopo entriamo in diretta, un'altra chiacchieratina con Emiliana Piccola e poi dopo. E io faccio questo saluto, voglio salutare Marica dalle Case Nuove con il suo fidanzato Giovanni, con sua suocera, con Carlotta Musella. E dedico questa canzone di Emiliana Cantone a tutte voi. Vi voglio bene. Io saluto tutte le figlie. Saluto tutta la mia Emiland, a tutte le ragazze. No, dopo entriamo di nuovo in diretta. Ascoltiamo prima una canzone, vediamo la regia che ci manda. Emiliana Cantone è fornuto. Mamma va la dance, un matrimonio è cosa già è fornuto. Emiliana Cantone è fornuta.